Direttore nuovo, vecchi problemi. E la consapevolezza che la situazione sta lentamente migliorando. Ha preso servizio all'ARPAV il nuovo direttore Luca Marchesi e il suo arrivo coincide con la pubblicazione da parte dell'Agenzia regionale per l'ambiente di un voluminoso rapporto sullo stato di salute dei fiumi e dei laghi del Veneto. Dalle 165.000 analisi del 2018 risulta che, a parte i soliti noti, la situazione delle acque superficiali venete è in miglioramento. Si confermano alcuni elementi di criticità che sono conosciuti da tempo. Si vedono anche gli effetti di politiche di gestione della risorsa idrica che sono orientate al suo miglioramento, quindi gli effetti della infrastrutturazione, dello sviluppo degli impianti di depurazione, delle normative ambientali, dei piani di tutela delle acque. Quindi ci sono dei trend di lento ma costante miglioramento. Il nuovo direttore si è trovato subito un faldone di quelli che scottano sulla scrivania. È il faldone delle sostanze perfluoroalchiliche, la cui ricerca assorbe molte delle energie dell'agenzia regionale e cui contrasto impegna Regione, ARPAV e gestori della rete idrica. In questo ambito direi proprio che questa agenzia è una eccellenza nazionale e direi europea. Ci sono pubblicazioni della Commissione europea che citano il caso Veneto in termini del problema verificato, ma soprattutto in termini della capacità di reazione che il sistema pubblico ha saputo sviluppare, sia sul fronte ambientale che su quello sanitario. Il Veneto è dunque un punto di riferimento per lo studio e la gestione di queste sostanze, ma dall'ARPAV sottolineano come sia indispensabile una normativa nazionale. Troppo patrimonio disponibile per tutte le regioni italiane, qui in questo siamo sicuramente i migliori. Cosa significa? Che abbiamo finito? Certamente no, insomma il miglioramento è continuo, si può fare sempre meglio, molto importante sarà avere a disposizione dei limiti di riferimento che devono essere definiti a livello nazionale.